Piccole zeppoline arricchite con uvette e pinoli, fritte ovviamente, e ricoperte con tanto zucchero semolato. Sono così sfiziose che una tira l'altra, quindi vi consiglio di prepararne un generoso vassoio. Per preparare queste zeppoline, prima di tutto ho messo in ammollo dell'uvetta, quindi uva sultanina, nel succo dell'arancia, poiché non solo il succo d'arancia va a reidratare l'uvetta, ma la rende anche molto aromatica. Se non lo preferite potete utilizzare anche solo acqua. Per le zeppoline dobbiamo preparare la classica pastella cresciuta, quindi in una ciotola metto l'acqua, aggiungo il lievito di birra che vado a sbriciolare appunto all'interno dell'acqua e sciolgo bene. Do una leggera mescolata, continuo con la farina, mescolo bene, devo ottenere una pastella. Pizzico di sale. Inizialmente la pastella è abbastanza compatta e lascio che sia così, poiché adesso vado ad aggiungere l'uvetta. L'uvetta con sé porterà ancora un contributo liquido, quindi andrò a regolare il tiro della mia pastella solo dopo aver aggiunto l'uvetta. Con un colino a maglie strette vado a scolare l'uvetta e la aggiungo alla pastella. Oltre all'uvetta aggiungo anche i pinoli e do ancora una mescolata. La consistenza della pastella è proprio quella che volevo, è giusta così, quindi non devo fare altro che coprire con pellicola e lasciar lievitare in un luogo riparato. Se c'è freddo va benissimo, il forno spento con la luce accesa, per 2-3 ore circa. Deve raddoppiare di volume. Quando la pastella è raddoppiata di volume siamo pronti per la cottura delle frittelle, quindi io ho iniziato a riscaldare dell'olio di semi di arachide in una pentola dai bordi alti. Adesso che è arrivato a temperatura vado a cuocere le frittelle. Per cuocere le mie frittelle ho bisogno di 2 cucchiai che posso bagnare per evitare che la pastella si attacchi appunto al cucchiaio e che quindi mi risulta difficoltoso immergerla nell'olio, ma è una scelta. Prelevo un po' di pastella proprio per formare appunto delle quenelle poi alla fine con i miei 2 cucchiai e vado in cottura. Prelevo con un cucchiaio, immergo aiutandomi con l'altro. Temperatura dell'olio 180 gradi. Soprattutto nella prima frittura non ne mettete troppe tutte insieme, poiché dobbiamo verificare di non abbassare eccessivamente la temperatura dell'olio. Durante la cottura giro le frittelle per assicurarmi che si dorino completamente tutti intorno. Posso farle un po' più grandi, un po' più piccole, come mi piacciono. E nel frattempo metto anche dello zucchero semolato in una ciotolina, poiché le frittelle man mano che sono pronte io le vado a rotolare appunto nello zucchero per renderle ancora più gustose. Devono dorare bene, quindi durante la cottura ogni tanto le giro. Poi man mano che sono pronte le prelevo con una schiumarola, le metto su della carta assorbente per far asciugare l'olio d'eccesso, ma giusto qualche secondino, perché poi le devo rotolare nello zucchero semolato. Se le vado a rotolare nello zucchero quando sono troppo fredde, lo zucchero non aderisce più. Quindi il passaggio sulla carta assorbente deve essere alquanto veloce. Le trasferisco sul piatto dove ho messo la carta assorbente per asciugare l'olio in eccesso. Ecco, dopo una breve asciugatura le rotolo nello zucchero e poi diventano ancora più buone. La particolarità di queste frittelle chiaramente è anche l'irregolarità nella forma, ognuna ha una sua forma che dipende da come cade appunto la pastella nell'olio, e sono le tipiche frittelle del periodo natalizio che si preparano a casa mia, ma le tipiche frittelle casalinghe, proprio quelle appunto che l'irregolarità definisce ancora di più l'artigianalità. Ed eccole qua, le mie frittelle dolci di Natale sono pronte. Queste sono la tipica ricetta che c'è la vigilia di Natale a casa mia, quando non si mangiano tante cose perché ci si prepara per il cenone della vigilia di Natale, per il pranzo di Natale, ma il giorno della vigilia di Natale, il pranzo, durante l'orario di pranzo della vigilia di Natale, ci sono sempre queste frittelle. Quindi se volete sentirvi anche voi un po' a casa mia, preparate queste frittelle insieme a me. Adesso le assaggio insieme a voi, così mi sento un po' a Natale insieme a voi.
Mamma mia, ma che buone! Poi appena fatte sono qualcosa di indescrivibile. Croccantine fuori, morbide dentro, con quest'uvetta dal retrogusto di arancia e il pinoletto croccantino. Ragazzi, sono fenomenali! Ebbene, è una ricetta di quelle semplici, povere della tradizione, ma vi assicuro che fa il suo bel figurone. Se vi è piaciuta questa ricetta, provatela anche voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un like ed un commento, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette in uscita. Io vi do appuntamento alla prossima video ricetta, nel frattempo vi auguro un felicissimo Natale e buona preparazione delle fritte e le dolci di Natale a tutti! Ciao!